Metto ai voti la proposta. Chi è favorevole alzi la mano. In un tempo di disastri bancari suona quasi come una sfida la scelta ieri sera dei soci di Centro Marca Banca. E le immagini delle sale al completo, che hanno ascoltato con attenzione i perché di una fusione per incorporazione, danno il senso di quanto sia cambiato il rapporto tra banca ed investitori dopo la vicenda di Veneto Banca. Anche perché Centro Marca Banca, dopo l'operazione con il Credito Artigiano di Treviso, è alla seconda fusione in 2 anni. Siamo 2 banche che hanno un territorio continuo dove non abbiamo alcuna sovrapposizione, per cui siamo molto orgogliosi di questo. Abbiamo visto, gli analisti hanno verificato che le economie di scala che vengono prodotte da questa aggregazione sono notevoli, oltre 4 milioni, quindi non potevamo mancare questo obiettivo, questa opportunità. Di fatto con questa operazione nasce il terzo polo bancario del Veneto, con 37 sportelli su 65 comuni del Trevigiano, Padovano e Veneziano, con una raccolta di 2,1 miliardi di euro che potrebbe salire a 7,7 nel 2020. Inevitabile pensare che tra gli stimoli di questa operazione ci sia anche il vuoto lasciato dalle banche venete. Oggi come banca di territorio ci siamo solo noi, per noi intendo banche di credito cooperativo. Di fatto le uniche banche rimaste di prossimità, ma che anche a loro volta stanno cambiando con nuove regole europee, ma anche nuovi concorrenti, che non sono solo Intesa o Unicredit, ma anche colossi internazionali come Google o eBay. Hanno bilanci da piccoli stati, sono talmente potenti che fanno credito a loro volta, non avendo però le stesse regole che abbiamo noi. Quindi ci stiamo proteggendo, tra virgolette, stiamo proteggendo noi, ma stiamo proteggendo indirettamente il territorio. E proprio al territorio il direttore generale fa una promessa. Vogliamo essere molto vicini alle imprese che in questo momento hanno bisogno di un supporto, di un soggetto, di una banca locale, e lo faremo attraverso il canale del credito agevolato, perché vogliamo veramente essere vicini a loro per essere protagonisti del rilancio di un'area strategica come quella del Veneto, molto importante, che sta crescendo a ritmi tedeschi.